Eccoci ritornati. Presidente, tornando quindi al Bacchiglione, sì. Ambito abbastanza, ci sono degli interventi a cui accennava l'assessore, anche recenti, importanti, che si riallacciano quindi al discorso prevenzione? Certamente. Abbiamo appena inaugurato da alcuni mesi lo scolmatore di Piena di Menella Fossetta, che è una grandissima opera a nord di Padova, che serve a convogliare tutte le acque che in ogni caso arriverebbero in centro città, in una zona veramente densamente popolata, che era soggetta a grandissime criticità idrauliche, quindi è stato fatto un investimento con il contributo della Regione, con il contributo del Comune di Padova e del Consorzio Bacchiglione. Abbiamo speso 18.500.000 euro. E cosa è stato fatto, per spiegare a chi ci ascolta? Praticamente è stata fatta una canna sotterranea lunga 2 km, con larga 4 metri e alta 2,70 m, quindi praticamente un palazzo, diciamo, sotterraneo lungo 2 chilometri, che parte da sotto la cavalcavia Camerini e arriva allo scarico in Brenta, quindi un'opera veramente importante. Per convogliare tutta l'acqua che arriva giù dal Limenella e dal Fossetta e viene convogliata verso il Brenta. Perché altrimenti si rischiava che quest'acqua altrimenti arrivava verso la parte sud della città e veniva in ogni caso data criticità allo scarico che c'è nella zona sud, insomma. Invece zona Saccolongo? Zona Saccolongo sono appena partiti i lavori finanziati dalla Regione Veneto, dall'assessore Pan, che è stato come uno dei promotori di questo intervento. Un attivista. Ecco, no, ci siamo buttati giù, era d'estate e ci siamo incontrati. Una cosa che mi è rimasta impressionante: abbiamo fatto una passeggiata sull'Argine e abbiamo detto dobbiamo fare questo lavoro, l'assessore ha spinto e adesso siamo partiti con i lavori. Quindi quello è partito. Fra poco partiranno anche degli interventi a Montegrotto Terme, sul rilanciamento Argini e su una serie di pompe per mettere in sicurezza anche quella zona là. Quindi, lì che cosa c'è in particolare? Ci sono dei canali? Là abbiamo avuto il grossissimo problema dell'alluvione 2014. A Montegrotto, sì. Esatto, quindi andiamo a rinforzare e rialzare gli argini. Lo stiamo già facendo in altri argini limitrofi. Adesso poi l'argine fino alla botte del Pigozzo, che si trova a Battaglia Terme, verrà rialzato tutto. Ecco, ma come mai c'è questo ingrossamento? Basta che piova un poco, per esempio là, come accennato, l'ingrossamento improvviso. Parlavate di invarianza idraulica, è una cosa importante. Pensiamo al consumo del suolo, ecco, le strade sono diventate canali ormai, e quindi dare sfogo, dare spazio all'acqua è importantissimo. È stato anche il tema predominante che abbiamo usato con la mostra che abbiamo fatto sui 50 anni dell'alluvione. Siamo partiti a settembre e abbiamo fatto 29 comuni del comprensorio per parlare proprio di questo problema. Ricordiamoci che l'acqua ha bisogno di spazio, ha bisogno di invasi, ha bisogno di scendere tranquillamente giù, non forte. Quando l'acqua scende forte crea sicuramente disagi. Assolutamente. Si accennava un po' prima anche fuori onda, assessore, che è tanto tempo che non si interviene a livello normativo generale della materia, no? Sì, c'è bisogno che ci sia una revisione sicuramente di questa materia, ma anche a livello centrale, perché sono cambiati sia il clima sia comunque anche i territori. Parlava adesso della velocità dell'acqua il Presidente, ci ricordiamo quando eravamo ragazzi noi e i tempi di corrivazione, che è il tempo per cui la pioggia dove cade arriva praticamente il canale e poi scende, sono diventati molto brevi, per cui un temporale che succede a nord della provincia di Padova, l'acqua arriva ai confini della città in mezz'ora o no, in poco tempo, in mezz'ora, quindi anche quest'opera del Limenella Fossetta ha sicuramente messo tutti in sicurezza tutta la zona dell'Arcella, per quanto poco, quindi 80.000 persone, mi sembra, adesso il sindaco mi diceva allora, Bitonci, che appunto c'era questo problema e l'abbiamo risolto. È chiaro che noi operiamo per risolvere queste emergenze, perché è chiaro che non possiamo togliere quartieri dalle città o levare strade, bisogna regimare l'acqua e creare. E infatti le casse di espansione che stiamo facendo a nord hanno questo compito, cioè rallentare l'acqua quando ce n'è troppa, quella di Caldogno, quella di Trissino, cioè Montebello, tutte queste, e poi ce ne saranno altre che sono in corso di progettazione e di messa in opera, hanno la capacità di mantenere a monte più possibile l'acqua e rilasciarla piano in modo di mettere in sicurezza la città di Vicenza, Padova, Treviso, eccetera. Poi c'è il tema dei grandi fiumi,
Se avete visto adesso, proprio ieri in America, in questi giorni, cosa sta succedendo sul fiume lì a San Francisco, un invaso che da 50 anni non vedeva acqua, siamo in pieno deserto, perché dobbiamo ricordare e dire a tutti che l'evento eccezionale viene una volta ogni secolo, secolo e mezzo, quindi il 66 potrebbe ripetersi tra quanto? Domani, ma come fra 100 anni. Noi dobbiamo essere pronti per l'evento eccezionale. È chiaro che quando noi andiamo con i geni civili a fare progetti di pulizia all'interno dei grandi fiumi, ad esempio dei boschi, portare via anche qualche volume di ghiaia che si è fermata, allora lì cominciano le sollevazioni popolari, i comitati ambientalisti e tutti quelli che c'è, per carità. Ricordiamoci che i fiumi devono essere puliti, devono essere sistemati, perché tutte quelle piante che crescono spontaneamente all'interno, che sono poi pioppi, salici, eccetera, quando c'è un'alluvione, quando c'è un evento eccezionale, creano le famose dighe di legno addosso ai ponti. Ne parlavamo e quindi bisogna rendersi conto che i tecnici, e comunque i consorzi, i geni civili, i magistrati alle acque non è che si divertano a devastare il territorio, ma devono mantenerlo in sicurezza per il bene di tutti. Attenzione, perché il grande evento può venire domani, quindi noi non possiamo permetterci di avere delle foreste dentro i fiumi, perché è bello, perché l'ambiente c'è, però dove scorre l'acqua deve esserci pulizia almeno di una parte del legname, quello caduto, e di quello anche che è in piedi, perché altrimenti poi arrivano i danni, e noi siamo fortemente preoccupati di questi. Tanti sindaci ci chiedono, soprattutto quelli rivieraschi, di intervenire, noi interveniamo, ma poi mi ricordo che ero in commissione una volta e si è discusso per 5 ore sui nidi degli uccelli che c'erano, e ho detto: signori, se dobbiamo levar via un pioppo caduto dentro il fiume Piave, è chiaro che non dobbiamo stare lì, per carità, il rispetto della natura, ma allo stesso tempo dobbiamo anche rispettare il fiume e l'uomo stesso che ci vive. Come la Pedemontana, opera utile forse, se non diventa la nuova Salerno-Reggio Calabria, saranno da vedere i costi finali. Ogni opera alla fine va a costare il 3000%. Vabbè, in chiusura proprio, Presidente. Ecco, volevo così ribadire e spingere un po' verso una nuova coscienza. Allora, il cittadino proprietario di un fosso privato deve ripensarlo il suo fosso, lo devono ripensare un po' anche i contadini. Noi stiamo intervenendo adesso con i comuni, con i sindaci, nelle fossature private. Stiamo attingendo a un fondo regionale per, assieme ai comuni, riuscire a regimentare una serie di fossature private, una serie di nuovi invasi e una serie di coscienze nuove da creare soprattutto nei giovani. Dobbiamo rimpossessarci di quei piccoli corsi d'acqua, di quei piccoli invasi naturali che ci danno una mano sempre in ogni tipo di avversità atmosferica. E quindi averne anche cura praticamente. Esatto. Quindi ci deve essere... il messaggio che deve passare deve essere questo. È un fattore culturale, di sensibilità culturale, assolutamente. Certo. Siamo arrivati al termine. Grazie Assessore, grazie Presidente di essere stati qui con noi, grazie a voi di averci seguito, di aver partecipato. Speriamo di avervi dato ulteriori informazioni che possono essere utili per comprendere la realtà e per essere più sensibili nei confronti del nostro ambiente che ci circonda, perché poi si tratta di salvare anche la nostra incolumità individuale, oltre a quella delle nostre città, dei nostri habitat. Grazie ancora, buon proseguimento, a domani.